Sarebbe dovuto essere il weekend del grande esodo da e per la Sicilia, ma l'incendio che ha compromesso l'aeroporto Fontanarossa, oltre ad aver provocato gravi disagi ai passeggeri, ha paralizzato la stagione turistica. E i danni economici per il turismo sono incalcolabili se si guarda anche alle prenotazioni che si stanno perdendo. Molti turisti che magari dovrebbero venire in Sicilia stanno decidendo di andare su altre destinazioni che magari gli danno la certezza dell'orario di partenza, dell'orario di arrivo e tutto il resto. In questi giorni di fuoco, non solo per il caldo, all'aeroporto di Catania i passeggeri lamentano scarsa informazione da parte delle compagnie e totale assenza di dialogo con la SAC. Poi c'è la guerra tra gli aeroporti dell'isola e la preoccupazione di chi i biglietti li ha prenotati online. Ci siamo trovati anche a dover dare supporto a tantissime persone che anziché scegliere il canale tradizionale dell'agenzia di viaggi hanno preferito prenotare online, ma ovviamente online poi li sbatti, cioè con chi parli. Mentre nel Terminal A sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica, davanti il Terminal C si sta ultimando la messa in funzione di una tensostruttura per aumentare il numero di movimenti aerei dello scalo, che al momento sono 4 l'ora. Valutazioni sono in corso anche sull'utilizzo dell'ex aerostazione Morandi e resta aperto il piano B, la pista di Sigonella. E se lo scorso anno nella grande estate siciliana si è registrato un segno positivo nelle strutture ricettive dell'isola, con circa 5 milioni di arrivi e in totale 14 milioni e 700 mila presenze, si fa sempre più lontana l'ipotesi che la stagione 2023 possa decollare. Nel 2023 rimanere senza luce e senza acqua per così tanti giorni non credo sia una cosa normale. Senza luce né acqua corrente. In questi alloggi popolari di Via Maltese a Catania ci sono circa 160 famiglie che da giorni vivono in condizioni disumane a causa dei continui distacchi di corrente elettrica che perdurano anche per 14 ore. È una situazione insostenibile, ma anche a livello proprio fisico, perché c'è gente che non riesce più a sostenersi. Qui ci sono bambini, anziani, animali domestici, persone affette da patologie. Io ho un padre che ha 84 anni che si è sentito male perché gli è scesa la pressione a 38, quindi mio figlio è un bambino operato. I consumi straordinari di energia elettrica a causa del grande caldo stanno mandando in tilt le cabine elettriche della città e di conseguenza creano danni ai sistemi di rete idrica, lasciando non solo al buio ma anche a secco interi quartieri. Anche in Viale Mario Rapisardi la situazione non cambia. Noi stasera probabilmente con un gruppo scenderemo in Piazza Duomo perché questa situazione è incresciosa. Gli esercenti lamentano gravi danni economici, molte preparazioni vengono buttate. Tutte torte preparate nella mattinata, quindi torte abbattute a -20, 8 ore, 10 ore, 12 ore senza luce, immaginate un po' cosa è successo. In questo bar i clienti seduti ai tavolini sono rimasti improvvisamente al buio. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel che, come ci raccontano, non dà comunicazione circa l'interruzione di corrente elettrica. Già lo sapevano e non ci hanno comunicato niente, quindi bastava comunicarci che dalle alle del giorno X ci sarebbero stati degli stacchi e noi sicuramente non avremmo avuto queste grossissime perdite che nessuno, e dico nessuno, ci rimborserà mai. Nei giorni scorsi l'assenza di luce e acqua ha comportato la chiusura anche degli stabilimenti balneari della Playa, impossibilitati ad erogare servizi. Disagi anche nei presidi ospedalieri catanesi, Cannizzaro e Garibaldi, che fronteggiano l'emergenza razionando il consumo di energia e utilizzando gruppi elettrogeni a supporto. Sale la tensione a Lampedusa tra continui sbarchi, hotspot pieno di persone e fuga di giovani migranti dal centro di prima accoglienza per poi rendersi protagonisti di episodi di violenza in alcune vie principali dell'isola che hanno fatto infuriare i residenti. 11 migranti minorenni sono riusciti a scappare dall'hotspot e avrebbero danneggiato un'autovettura posteggiata in via Roma. Il gruppo avrebbe tentato anche di rubare all'interno del furgone di un corriere. Tutti sono stati rintracciati e riportati al centro di prima accoglienza. I 2 episodi di fuga hanno già scatenato numerose polemiche, appesantendo ancor di più l'aria di per sé tesa di queste settimane. Qualcuno, pur ammettendo che non sono fatti frequenti, sostiene già di aver paura a uscire la sera. Sulla vicenda è intervenuto il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il quale ha assicurato che entro mercoledì tutti i minorenni saranno portati via dall'hotspot, struttura che dovrebbe essere riportata ai numeri consueti entro la fine della prossima settimana, salvo altri eventi eccezionali.
Inoltre il prefetto romano ha dichiarato che fra ottobre e novembre prossimi, sotto il caos, nell'ultima porzione dell'area portuale di Porto Empedocle, nascerà un nuovo hotspot che potrà ospitare 250 persone. Scuole e strade spesso in Sicilia non idonee a soggetti disabili, un tema sempre attuale soprattutto in città come a Palermo e Catania, strade che sono dei veri e propri percorsi a ostacoli per i disabili, e poi ci sono le scuole, il più delle volte carenti sui servizi da offrire alle persone con disabilità. Temi che la ministra Alessandra Locatelli ha già affrontato in un incontro a Palazzo dei Normanni, investimenti da fare, il diktat della ministra. Ci sono tanti bellissimi progetti che si possono attivare e poi ci sono delle risorse, per esempio noi a livello nazionale destiniamo delle risorse, 12 milioni di euro, che magari non coprono totalmente le spese ma sono sicuramente una spinta, e teniamo conto che queste norme ci sono da molti anni, dall'86-89, quindi insomma stiamo parlando di adeguamenti che non devono essere fatti perché bisogna adeguarsi, ma perché adesso bisogna pensare che tutto quello che si fa lo si deve fare per tutti, che si tratti di una strada, di un palazzo, di un evento, di una festa, qualsiasi cosa. E poi ci sono le scuole siciliane, i parametri spesso non sono compatibili con le necessità delle persone affette da disabilità. Sicuramente c'è da fare un investimento concreto, ma il governo lo sta facendo anche grazie al PNRR, insomma ci sono delle opportunità, però io penso che la cosa che si può fare per il futuro davvero è quella di immaginare di investire di più. Messina diventa, città di Antonello, un logo, un brand per accompagnare la promozione turistica del capoluogo dello Stretto. L'idea è nata nei mesi scorsi ed è stata sviluppata dall'assessore Enzo Caruso, ovvero rendere Messina una città identificabile anche per la sua offerta culturale. E quale migliore veicolatore poteva esserci se non l'artista più legato al nome della città? Io ritengo che il turismo debba avere delle solide basi culturali. E questa città nel tempo è andata alla ricerca di una propria identità che penso che sia arrivato il momento si vada a focalizzare proprio su uno dei personaggi più importanti a cui questa città ha dato i natali, che è proprio Antonello da Messina, riconosciuto a livello universale. Il logo che rappresenterà Messina, scelto tra decine di proposte arrivate, è stato realizzato dalla messinese Sofia De Grazia, che ha rielaborato il polittico di San Gregorio, opera presente al Museo di Messina. Ma non è solo un investimento grafico, perché il Comune ha recuperato i fondi per realizzare nel quartiere di nascita dell'artista, proprio alle spalle dell'attuale museo regionale, un luogo identitario di Antonello, attorno al quale costruire un percorso che possa accompagnare i turisti nella visita di Messina con gli occhi di Antonello. Un luogo fisico che serve a ricordare e anche a riscoprire Antonello da Messina, che è un artista internazionale che proprio a Messina ha visto la sua grande attività e la sua identità. E nell'ambito della veicolazione del brand Messina legato ad Antonello c'è anche il dolce, le berrette rosse di Antonello. Lo ha ideato il maestro pasticcere Lillo Freni ed il primo ad assaggiarlo è stato proprio il sindaco Basile. No, è troppo dolce. Il calore di Catania ha riscattato l'invasione di palco palermitana che costrinse un paio di giorni fa il rapper Geolier ad interrompere il concerto ai cantieri culturali della Zisa. Nessun disordine per fortuna ieri alla Villa Bellini, ma tantissimo entusiasmo e il tutto esaurito per il rappresentante del neopop partenopeo che piace tanto alla generazione Z. Geolier è il rapper preferito dei preferiti rapper dei ragazzi, che sgomitano per accaparrarsi una sua strofa. Da Gue a Sfera Ebbasta, da Noi Narcos a Luché, da Ernia a Lazza, passando per i produttori seriali di Tormentoni, Takagi e Chetra. Il parere positivo della scena musicale sulle qualità liriche e umane di questo 23enne dal flow proteiforme è praticamente unanime. Ad oggi Geolier è una delle punte di diamante del rap game italiano.
Michele Rocca e Antonio Mazzotta, 2 nuovi acquisti già da qualche giorno in città e ufficializzati dal Catania. Sono fra i giocatori che parteciperanno al ritiro di Zafferana da domenica con Tabiani. Michele Rocca, scuola Inter, è esordito in A con la Sampdoria in Serie C, ha vissuto 4 stagioni conquistando sempre l'accesso ai playoff, nel 2018 con la Feralpi Salò, poi 2 stagioni a Foggia, nel 2023 a Novara. È una piazza importante, questo lo sanno tutti, ma poi soprattutto perché la filosofia della società e l'ambizione della società rispecchiavano quello che stavo cercando. Mi piace fare un po' tutto, sia fase offensiva sia fase difensiva. Per Mazzotta invece si tratta di un ritorno, ha giocato in B col Catania, in A con Cesena e Pescara, poi a Crotone ha ottenuto la promozione in massima serie. Sono veramente felicissimo di tornare a Catania, non vedo l'ora di iniziare questo ritiro. Con tanti stimoli, con una società ambiziosa e niente, non vediamo l'ora di iniziare questo campionato. In ritiro ci saranno anche gli attaccanti Gabriel Popovic e Milos Bocic, oltre al centrocampista Roberto Zammarini. Ci mancano ancora 5 giocatori, di cui un portiere, 2 difensori, una punta centrale e strada facendo penso pure un esterno d'attacco. La valutazione che stiamo facendo su questi giocatori, la riflessione è perché non vogliamo sbagliare, quindi stiamo facendo delle valutazioni su tanti difensori e dei portieri. Penso che fra una settimana la squadra sarà allestita.